Buongiorno a tutti, buon dia a tutti. Un spazio cui cordiale saluto dall'En Friuli Talmont, dal suo presidente Franco Jacob, che mi ha delegato in queste occasioni. Ossinché disin dalla sede istituzionale più importante, disin dalla regione autonome, il Paron di Chiesa che ho tanti amici, disin che a collaborare con il mondo dall'emigrazione furlane. Ho saluto in particolare Loris Basso, che è stato prima di Franco Jacob presidente dell'Enfriul Talmont, per tante iniziative, tante azioni, che immaneate agli ultimi anni. Ho sentito per un momento di feste, con la presentazione di una nuova pubblicazione che si occupa proprio di contare la storia di 50 anni di emigrazione furlane in Canada, in particolare di questa istituzione che è la Federazione dai Focolari dal Canada e qui vi naturalmente anche il presidente Giotoso che duce conosci ben nome, che è un benemerito dalla cultura e dalla comunità furlane dal Canada. Allora, Presidente, io passo adesso la parola al Presidente dal Consiglio regionale, Mauro Bordin, che è qui con noi, che è il Paron di Chiesa. Allora, innanzitutto, benvenuti, è un piacere essere qui con voi, è un piacere io di venire in Friuli, dopo che mi fate una bella esperienza che è stata a Windsor in occasione del 50esimo dei Focolari Furlani dal Canada. E come sempre mi è capitato in questo primo anno e qualche mese ormai di mandato, ogni volta che hai la possibilità di vivere un'esperienza diretta con i nostri migranti, per me è una roba emozionante, una roba che ti resta dentro e ogni giornata, ogni ora che vi passate insieme è qualcosa che ti permette di capire se fuori che il rapporto tra i nostri migranti, anzi tra le successive generazioni e la nostra regione, la nostra comunità furlane in Friuli. E come dissi sempre tante volte, forse all'EP guardi il rapporto che i nostri migranti hanno con i nostri Friuli, che vengono di par di, e magari tante volte si impara per soffermarsi sulle robe che hanno avanti invece di concentrarsi sulle tante robe che funzionano. E una cosa che poi mi preme, parlo un po' italiano, una cosa che poi mi preme sottolineare, l'ho sottolineata spesso, e che dico anche in tutte le occasioni in cui ho la possibilità di rappresentare il Consiglio regionale all'estero con i nostri immigrati, è che hanno lasciato molto spesso, tantissimi decenni fa, anche il secolo scorso molto spesso, una regione in difficoltà, perché una buona parte della nostra immigrazione è un'immigrazione di necessità, un'immigrazione che nel dopoguerra è stata determinata dalla volontà di andare a cercare un futuro migliore per se stessi, per le proprie famiglie, per i propri figli. E oggi, con grandissimo orgoglio, noi possiamo dire che siamo una regione forte, una regione energica, una regione che ha risorse, una regione che ha servizi, una regione che ha qualità della vita. Credo si possa, senza grande pecca di superbia, dire che Friuli Venezia Giulia è una delle regioni in Italia in cui si vive meglio e c'è una migliore qualità di servizi. Ciò non toglie che l'indizio di lamentarsi non si sia perso, perché ce l'abbiamo ancora. Però a noi possiamo dire veramente con orgoglio ai nostri migranti e alle successive generazioni che sono in qualche modo parte di una regione, di una comunità che ha saputo risollevarsi. E questo lo dico con orgoglio perché poi è altrettanto grande l'orgoglio che ne abbiamo verso i nostri migranti per quello che hanno saputo fare nelle loro storie personali e professionali all'estero. E anche in occasione della nostra visita in Canada quest'estate, in occasione del Comune di Windsor, ci sono state diverse testimonianze di come il Friuli sia riuscito, Giotoso non è una testimonianza diretta qui oggi, ma veramente ad imporsi per le proprie qualità lavorative, personali, per la propria tenacia, la caparbietà, insomma, che sono le caratteristiche del popolo friulano. Per cui noi siamo veramente orgogliosi
di quello che i nostri migranti hanno fatto in giro per il mondo, ovunque siano andati, e in Canada naturalmente è stata scritta una storia importante, sono state scritte storie importanti, e oggi credo che si possa anche riconoscere che lo sviluppo, la crescita del Canada come nazione, come Stato, ha anche un'importante matrice friulana, perché i friulani hanno contribuito moltissimo a costruire il Canada di oggi, anche a costruirlo fisicamente, cioè a livello proprio a livello edile, diciamo, perché comunque l'edilizia friulana in Canada ed è comunque a livelli elevatissimi, con personalità che sono di assoluto rilievo, insomma, nel mondo imprenditoriale. Quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per festeggiare questi 50 anni alla grande, con grande orgoglio, e soprattutto appunto con la consapevolezza di quello che si è riusciti a fare e di quello che si sta continuando a fare, perché comunque ho avuto il piacere di constatare che comunque la comunità friulana in Canada è ancora molto forte. Oggi la scommessa è quella di intercettare i nuovi migranti, giovani, che comunque vanno ancora per diverse ragioni all'estero per cercare opportunità di crescita anche professionale, e trovano naturalmente in stati, in nazioni come il Canada, delle possibilità importanti. Ecco, è importante però cercare in qualche modo di legarli ai fogolars, è importante legarli alla tradizione, alla cultura, alla lingua, all'identità friulana, perché questo credo che sia fondamentale per noi, ma naturalmente credo anche per loro, per continuare comunque a far sostenere e crescere questa comunità friulana in Canada. Gabriele, a te il grazie mio per questa pubblicazione, per il lavoro che hai fatto. Hai raccolto anche visto alcuni passaggi dei festeggiamenti che abbiamo fatto insieme, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere aver in qualche modo fatto parte di questa vostra grandissima storia. Quindi a te, a Joe e a tutti i nostri migranti voglio veramente trasmettere un grandissimo senso di gratitudine, voglio trasmettere una grandissima voglia di essere sempre al vostro fianco. Lo saremo fisicamente anche qui in Friuli, perché nel 2026, in occasione dell'anniversario importante del terremoto, mi pare che faremo qui la riunione di Fogolars del Canada. Questa è un'altra testimonianza di questo legame di cui parlavo prima, cioè di questa voglia, di questo desiderio di essere sempre parte della nostra comunità. È una cosa anche poi molto positiva e che fa molto piacere. Comunque molti dei nostri migranti in Canada, anche grazie al fatto che comunque sono riusciti a crearsi un percorso di vita professionale e familiare importante, tornano spesso in Friuli, e quindi diciamo che in questo modo questo legame è veramente saldo anche fisicamente. Non sempre questo accade, perché abbiamo una migrazione in tante altre nazioni in cui questo non avviene molto più raramente. Quando noi siamo stati in Australia l'anno scorso, la distanza in questo caso incide moltissimo. Ecco, molto spesso lì abbiamo in realtà situazioni in cui abbiamo i nostri coregionali che magari qua non tornano da tantissimo tempo, le successive generazioni magari non ci sono mai state, e qui naturalmente intervengono poi grandi progetti che in qualche modo si cerca di fare per coinvolgere sia a livello regionale, con fondi regionali, magari i ragazzi, i discendenti, ad avere esperienze qui da noi, oppure anche il turismo delle radici che adesso Italia sta portando avanti, il ruolo di Entrepreneur nel mondo delle altre associazioni di regionali da questo punto di vista è fondamentale. È un lavoro di squadra che dobbiamo portare avanti con sempre maggiore energia per continuare a determinare le condizioni affinché questo legame sia sempre più forte, sempre più saldo, con la convinzione che è importante anche creare l'opportunità magari per i figli, i nipoti dei nostri migranti di tornare anche non solamente da turisti o da persone che vogliono conoscere le proprie origini, ma anche da cittadini nella nostra regione, perché il Friuli Venezia Giulia ha bisogno di energie, ha bisogno di giovani, ha bisogno di persone che abbiano dentro di sé il DNA friulano, ma insieme a quello magari possano portare anche quell'esperienza, quel bagaglio di conoscenze che hanno acquisito nel paese in cui sono nati o cresciuti, che in qualche modo può essere utile a noi anche per
per crescere ulteriormente. Quindi un legame indissolubile che vogliamo portare avanti. Qui naturalmente io mi fermo perché ho parlato pure troppo, però devo dire che l'esperienza con Fogol Arts in questo anno e mezzo credo sia una delle cose più belle che mi sono capitate e che voglio tenermi assolutamente molto stretto e continuare a portare avanti anche nei prossimi anni, perché sono quei legami umani, quei legami di identità, quei legami culturali che fanno bene, e credo che siano un bagaglio, un patrimonio che abbiamo il dovere tutti insieme di rafforzare con la nostra azione quotidiana. Quindi grazie anche per tutto che vi fatto, ma soprattutto grazie per che parlete, perché sicuramente saranno tante altre occasioni per trattarsi, per lavorare insieme, per fare i progetti, e mi raccomando, continuate a spronare le nostre generazioni di generazioni di furlani, di Canada, a venire in Friuli, a conoscere Friuli, a vivere Friuli, e spero magari anche a tornare magari in Friuli e partire con un'esperienza nuova che si vuole diversa rispetto a che hanno fatto i loro genitori o i nonni. E ringrazio tutti che sono presenti voi alla conferenza stampa, non voglio come citare un parun insomma, magari non vorrei trasmettere un po' qualche persona, però io ho un suo mix, e quindi allora va il benvenuto e ringraziamento al Consiglio regionale per essere qui con voi. Grazie e complimenti. Grazie per queste parole importanti, diciamo, che segnano anche quella che è la responsabilità della comunità friulana rispetto al mondo dell'immigrazione. Proprio abbiamo avuto l'occasione l'anno scorso, in occasione del 70° di fondazione dell'Ente Friuli nel Mondo, che è un po' la casa madre, ecco, di tutto quanto il mondo dell'immigrazione friulana. Abbiamo avuto proprio l'occasione di festeggiare questo 70° di fondazione dell'Ente Friuli nel Mondo, che, lo ricordo, è nato proprio per iniziativa della Società Filologica Friulana, e quindi colgo l'occasione anche per portare il saluto alla Società Filologica, quando nel 1953 la comunità friulana, quindi ancora prima della costituzione della regione autonoma, si è resa conto di questa responsabilità che la comunità che ha qui ha rispetto alla comunità che c'è fuori. Quindi quello lì è stato un momento veramente molto molto importante di coscienza, diciamo, di presa di coscienza di questa reciprocità di rapporti che deve esserci, diciamo, che deve animare, no, le relazioni tra quelli che sono rimasti e quelli che sono partiti. Ecco, ed è stata una lunga esperienza quella della costruzione di questi rapporti, che appunto ha seguito l'Ente Friuli nel Mondo in tutti questi ormai 71 anni, quindi continuando a coltivare i rapporti con tutte le associazioni, con tutte le espressioni, con tutte le persone, diciamo, che hanno resa viva, insomma, la presenza friulana nel mondo, e soprattutto con tutta una serie di enti che hanno sostenuto l'attività, ecco, diciamo, cioè l'attività. Naturalmente tra i primi c'è la regione, ma tra gli altri enti pubblici c'è il comune di Udine. Il comune di Udine, che nell'Ente Friuli nel Mondo rappresenta diciamo, il comune principale nella regione, a cui è affidato anche il compito di mantenere relazione con le altre istituzioni. Quindi abbiamo con noi Alessandro Coluti, consigliere del comune, e con piacere gli passo la parola per un saluto. Scusate, non sto in pinis, perché se no voglio dire un saluto, soprattutto da parte del sindaco Felice Del Toni, che mi ha delegata a portare questa giornata importante di feste, salute città, convinto, partecipato a volte, ma pensi a tutti i fulani stanotte, in particolare ai focolari dal Canada. Io faccio un saluto brevissimo, perché insomma è rientrato dal merito, ma tengo a rimarcare il fatto appunto che Udine era un referente importante all'interno
dell'ente Friuli del Mondo, le intenzioni dell'amministrazione comunale, ma pensi voi anche di tutto il Consiglio comunale, perché non sono differenze di colore, anche oltre che di Friulani, su che di Matigpi, su una tradizione importante, si include chi no, quindi voi che io sicuramente rappresentate tutti, e vi interessa quindi non a rafforzare qua l'ente Friuli del Mondo, perché riteniamo che innovazione e l'idris andranno insieme. Quindi le idris sono importanti, sono le storie nostre, voi che le rappresentiamo con 50 anni di storie, saludiamo ovviamente anche Toso, Ducce, sono 50 anni importanti, dimostrano quindi che le idris sono importanti, ma bisogna anche l'innovazione, perché tutti dei tempi più vecchi e quindi le nuove generazioni, che Bassa sta facendo un lavoro egregio con l'Italia, già voluto no, di confrontarsi, quindi al turismo delle radici e alle risposte innovative che superano l'idea che è importante di relazioni storiche, dice che sta l'immigrazione per noi, che le dicono anche moderni, però quindi innervare l'innovazione. Quindi è importante che si binomio qui, perché penso che le nostre società sono che hanno un forte coraggio di ridire dei valori, ma che sanno appunto all'acqua il mondo, il mondo cambia. E giustamente un passaggio che è stato fatto anche sui giovani, forse dal Presidente, con 20 giovani, no? Non disegna fuga dei cervelli, ma insomma 20 giovani che stanno là anche in Europa e nel mondo, e una forma diverse su di emigrazione, ma insomma tanti che comunque stanno lavorando, forse anche non tornano, e quindi è un tema che capisce per me di creare anche grazie al sistema moderno, anche di piattaforme, su una rete, no? Che è stata anche fatta qualche anno fa a Bruxelles, importante perché anche calchiere un mose come che ancora. Banalmente, ma non è tan banalmente, che a serie, in quel caso rappresentati dentro Friuli nel mondo a una manifestazione canore per Cotto Canta, lo dico perché c'è anche nasciuta per tutti, un fatto anche personale, non banale, di che dentro Friuli nel mondo ha istituito un premio, una premiazione per di musica, di canzoni, per i nostri giovani, in chi scarsa era una giovane che a Birmingham, ma in sud, in Friuli, ma anche lì premiare una giovane che sta facendo che è successo, che ha presente di venire in Friuli, era emozionatissime, no? Pur essendo 30 anni, forse ti mancano, insomma, no? E quindi anche lì era un fatto, ecco, c'è molti mille art, oltre che con terze, quarta generazioni, che poi ne segui, prima che per il turismo della radice, un mondo, per mantenere vivi, per rinnovare in termini innovativi, perché è un sentimento che non ovviamente opportuno in termini di IAS, perché con le storie, però o pensi che, ripeto, l'idris, l'innovazione, si è già un'altra ulteriore sfida. Per quel che riguarda il comune di Udine, le fa scurte, perché è la roba più importante, l'idea dell'amministrazione tutte è che di rafforzare, di consolidare la presenza del Friuli nel mondo e di fare di Udine, insomma, sempre più un po' una città internazionale, quindi di learsi in reti ormai globali, che l'importanza di collegarsi. L'Europa è delle bande, ma non dome. E quindi il tema del gemellaggio diventa un tema fondamentale. E vanno lui bene i gemellaggio, ma le opinioni che di le aula, e ci muovono le aula, ad esempio, appunto, iniziativi scollegati con le Friuli del mondo e quindi con i nostri all'estero, che diventano un elemento di continuità e non come qualche volta può succedere, non si butta via niente, ma magari fa che succede ogni tanto, le periodici, ma invece può essere un elemento che nos collega sia a mantenere l'indirizzo di innovazione, ma anche gli iniziativi comuni. Io ho partecipato come un bando regionale sul resto di Genova, con l'estate di Saneda, che in realtà Furlana è fondamentale, il stemma di Saneda è il simbolo del Udine, quindi i giovani sono tutti assolutamente le AS, e come pensiamo di riavviare un ragionamento con Windsor, che così dal 77, città, non è proprio già, città amica, diciamo così. Lì che i nostri scappellini di Furlani si hanno fatto le fontane di Forni di Sopra, che è là, no? 77, pensiamo giustamente c'è da perché è un anno dopo il terremoto, no? E quindi un legame fortissimo che dal tempo è stato mantenuto, ma è un po', come mi ha scritto recentemente, un po' affievolito, no? Ma dopo le visite che anche gli state fatte, dopo anche queste presenze di un professore universitario, un Udine che sta inserendo di parificare l'aula, quindi gli studi, quindi anche un elemento ulteriore di collegamento, intenzione che la comune, chi scarsa, è di riattivare
questo progetto di gemellaggio, che è già dentro di noi, perché in realtà è chi, ma è un progetto comune, no? Perché non è più, cioè, sarà un progetto comune che non è sulle concretezze e sul mantenimento da me. Quindi questa è l'idea che le città, penso che condiviso appunto di due che ha, uno dei mus passati di città di violenza internazionale, ma è sicuramente che ragazzi che più nel mondo, i fogolari, di creare occasioni attraverso il gemellaggio di risaldare e rilanciare le idee appunto di un Friuli mondiale dal punto di vista delle relazioni. Quindi complimenti intanto ovviamente per queste giornate, per il lavoro che è stato fatto, auguri a tutti e grazie per l'attenzione. Al presidente e presidenti, al sorestante e sorestans, a Giotoso che è appunto il presidente dalla federazione dai focolari dal Canada. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sono contento che parlate tutti per Furlan perché voglio parlare Furlan anch'io. Sono Furlan e voglio restare Furlan. E mi hanno detto sempre per parlare Furlan che è la Tolenghe. Sono a sud proprio Furlan e voglio restare Furlan. Io sconti un po' come la storia della federazione, dal principio di come è cominciato. Prima di tutto voi ringraziamo tutti, specialmente la regione e l'ente Friuli del mondo per il supporto che ci date per i 50 anni che sono di storie che vi voti la vostra partecipazione, supporto finanziario e ci ha aiutato a mantenere la nostra federazione. Perché senza il vostro supporto finanziario avremo difficoltà a portare la federazione in avanti. Okay? Perché anche la Cisiluta per noi dire che i nostri giornalini alle sopportate dalla regione Friuli Venezia Giulia. Dunque un gran grazie a Friuli nel mondo e alla regione per il vostro supporto. Dunque 1974 il principio della federazione, comunque la federazione è stata cominciata prima dal 74 è stata cominciata di la federazione dai nostri fondatori che sarebbe stato il tre Ermano Buffon e Rino Pellegrina che loro hanno messo in moto il principio di fare una federazione per poter avere una comunicazione, siccome sapete che il Canada è un paese grande, si chiacchiera di migliaia e migliaia di chilometri tra una città che altre. Quindi è difficile comunicarsi tra un focolare che l'altro. Per esempio Vancouver che ha 3500 km di Toronto, 3800 km di Montreal. Dunque, mettersi insieme con che si è a 3800 km diventa economicamente costoso, no? Quindi non si poteva chiatarsi tra un focolare e l'altro. Quindi l'unica maniera di comunicarsi era la federazione, che ci ha aiutato a portare in avanti le nostre attività, le attività culturali, attività delle lingue furlane, le feste che facevamo e ci ha dato l'opportunità di inventare il congresso che abbiamo deciso di fare ogni 2 anni.
il congresso è un prestito di chiatarsi insieme, di fare le nostre culture, tradizioni e di portare in avanti le nostre attività. Per non inventare nuove robe, ogni focolare, io devo dire che l'altro focolare sarebbe ben fatto di fare attività. Dunque abbiamo potuto chiatarsi, ogni 2 anni si inchiatano in università dal Canada, che sarebbe Toronto, Montreal, Sault Ste. Marie, Halifax, Windsor, Winnipeg, Edmonton, Calgary e Vancouver. Si inchiatano a organizzare questo congresso, con l'aiuto anche di Tenente Friuli del Mondo e dalla regione, che ci hanno dato una grande mano finanziaria per organizzare questo congresso. E lì abbiamo fatto le nostre attività, anzi si venuto anche in Rivas a venire in Friuli a fare il nostro congresso e si venuto 3 volte. Si venuto dal 1981, dal 2014 e dal 2022. Come abbiamo deciso di farlo anche il 2026, siccome che è il 50° del terremoto, abbiamo deciso a Windsor di venire insieme dal Canada a fare il congresso per il terremoto, perché il terremoto è stato è venuto una partecipazione grandissima dai focolari per aiutare i nostri furlans in Friuli. E vengono mettuti insieme anche dalle nostre federazioni e le nostre più forti imprese e le cisilute che le vengono una 2 volte all'anno, anche che grazie al supporto della regione e grazie al supporto dei Friuli nel mondo, che le cisilute hanno usato l'opportunità di fare le nostre attività fra un focolare e l'altro e di conoscersi poi insieme. È importante un gruppo per noi altri di conoscersi. È importante un gruppo anzi di mantenere le legami che vengono col Friuli, non vogliamo dismantellarlo mai, perché essendo nascus furlans e vogliamo restare furlans e vogliamo trasmettere la nostra ragione di essere furlans anche ai nostri figli, se è possibile. Che è un po' più difficile. Non si arriva anche a chiedere la ragione giusta per far partecipare dalle nostre attività. Non so se lei, perché sono nascosti in un altro paese, dopo il problema della sposalitti misto, si sposano con altre int, dunque dismentono il che vengono, purtroppo. E quindi batti un gruppo per poter far partecipare alla nostra pensata. Speriamo che trovino una
ragione di fare lì dentro, anche se non sono tutti, ma un po' è già alto. Ogni anno noi organizziamo un'assemblea dei nostri delegati, vengono diritti chiamati insieme e rappresentati i 16 popolari che vengono come membri della federazione, vengono diritti di chiamati una volta all'anno per fare i rapporti finanziari, i rapporti delle attività e discutere le nostre attività future che possiamo mettere in moto. Ogni 4 anni vengono cambiati i nostri direttori. Delle volte stanno dentro più di 4 anni, perché il presidente ha voluto dire che è quasi 10 anni che è dentro. Se non è nessun altro, tocca continuare a farlo. Comunque, il nostro anniversario, che è un anniversario molto importante, purtroppo è venuto il gran problema, altri sono venuti anche, dal 2020 è venuto il problema del Covid-19, che non si è tagliato le gambe a tutti i popolari, anzi è tutti certi popolari in pericolo, perché non potevano inchiatarsi poi a fare le nostre attività. Eventualmente, come si sono tornati a mettere in moto un plan e abbiamo tornato a cominciare a fare le stesse attività e speriamo che non storni di nuovo questo Covid-19 al prossimo futuro. Abbiamo partecipato anche col Giro d'Italia a portare aiuto il figlio di Enzo Kainer, abbiamo portato a chi vinceva in tappe con che passava in Friuli, abbiamo offerto un trofeo a chi ha vinto la tappe. Hanno un po' di anni comunque facendo questo aiuto lì, siamo orgogliosi di fare e nos dà anche un bel nome a tutto il mondo, ok? Forse siamo gli unici popolari che dà fuori un trofeo a un vincitore di tappes. Le Marche hanno avuto un paio di volte, mi pare. Io sono venuto personalmente. Come sono venuto a Cremone, sfortunatamente chiamato il Covid, anch'io, perché sono restato sierrato per 10 giorni dall'albergo, ero insieme all'automobile, mi pare che ero in tutto il Covid. Claudio Petris l'avevo portato a casa e l'ho dato anche alla sua famiglia. Ecco, io dopo ICAP all'Italian Canadian Archives Project, siamo diventati membri e di lì hai conosciuto la professoressa Gabriella Colussi Arthur. È stato onorato di conoscere e mi ha dato l'opportunità di domandare di produrre questi libri che non sai se lo presi in mano. I nostri 50esimi
celebrazione dell'anniversario della federazione. Ha fatto un bellissimo lavoro e voglio ringraziare infinitamente, grazie mille Gabriela. Ecco, io come passi la parola a Gabriela perché io faccio io di project, il nostro progetto dal 50° anniversario, spiega un milione di circostanze di arte. Così? Così? Sì. Devo stare attenta perché altrimenti mi sentono a Roma, che mi dicono sempre bassa la voce, bassa la voce. Allora, vediamo se riesco... Oh sì, ok. Come va? Indietro, indietro. Ok. Allora, buongiorno a tutti, signor Bordin, professor Vicario, dottor Colautti, Joe, illustri ospiti, amici e tutti presenti. Buondì a tutti. Mi chiamo Gabriela Colusi Arthur e ho il piacere di presentarvi alcuni aspetti del volume anniversario che celebra il 50° anno della federazione. E il piacere di presentarvi diversi aspetti del volume che celebra i 50 anni, ossia i 50 anni della federazione, perché noi altri parliamo a Sopola e non a Udine, quindi. Allora, gli anniversari celebrano un traguardo speciale della vita, del superamento di prove e tribolazioni, del raggiungimento di risultati particolari e del guardare al futuro con la speranza di una buona continuazione e di nuovi successi. Durante il 23° congresso Fogolas 24, tenutosi a Windsor dall'8 all'11 agosto, la federazione ha dedicato vari momenti alla celebrazione del 50° anniversario e qui nella presentazione ho cercato di darvi un po' le cartine per capire, come diceva Joe appunto, che i nostri spazi sono enormi. Già da Toronto per arrivare a Windsor, adesso l'autostrada è super veloce e non ci abbiamo messo molto, altrimenti normalmente ci si mettono 4 ore. Quindi il Canada veramente ci presenta delle sfide particolari con la geografia. La pubblicazione di questo volume offre l'occasione anche per brindare a tutti coloro che, sin dalla fondazione nel 1974, hanno contribuito allo sviluppo e hanno preso parte alla federazione, un'organizzazione davvero pregevole. Sin dalla sua nascita, la sua gente, la SOINT, l'esecutivo, il consiglio direttivo, i 16 membri associativi, la redazione della Cisilute e i loro sostenitori hanno lavorato in modo collaborativo, come instancabili volontari, per sostenere e far progredire la federazione. Come direbbe qualcuno, come sono soliti fare i friulani canadesi. Nel corso dei suoi 50 anni, la federazione ha sempre sostenuto le rinomate caratteristiche del friulano: salt, onest e lavorador. E ringrazio signor Bordin perché è venuto proprio con queste 3 parole che ho voluto poi inserire. Quindi veramente sono le parole con cui ci ha descritto a Windsor. E durante il 23° congresso la federazione ha avuto occasione di ribadire questi valori con orgoglio. Il lavoro di ripasso e verifica delle attività della federazione per questo volume dell'anniversario richiese grande cura e scrupolosità,
e non avrei mai potuto accettare un simile lavoro da sola. Ecco perché si creò un team di lavoro di base costituito da me, dal mio ricercatore Alex Wall, dal presidente Joe Toso e dalla segretaria della federazione Sonia Bertolessi Petzold di Calgary. Sonia è stata eccezionalmente generosa, paziente e rigorosa. E siamo stati via Zoom, dico 6 settimane incessantemente. Quindi devo ringraziare lei, suo marito Robert e suo figlio Steven per avermi concesso ore e ore di quello che avrebbe potuto essere il loro tempo privato in famiglia. Sonia, a sua volta e a nome mio, ha facilitato gli incontri con tutta una serie di persone, tra cui gli attuali e passati membri del Consiglio della Federazione, gli attuali e passati rappresentanti dei Focolars Famei Società. Questi hanno risposto molto rapidamente e cortesemente alle mail e alle telefonate di Sonia. Gli sono molto riconoscente. Permettetemi tuttavia di ringraziare in modo particolare Joe, che ho avuto l'occasione di conoscere per la prima volta di persona a Vancouver lo scorso maggio, e Ivano Carniello, ex presidente, che ho avuto l'opportunità di rivedere e intervistare via Zoom. Un ringraziamento speciale ad Alberto De Rosa di Zoppola, ex office manager, ex editore della sedute e factotum della federazione, che mi ha concesso di consultarlo ripetutamente. Sul fronte friulano, permettetemi di riconoscere 2 cari amici, Javier Grossutti e Claudio Petris, 2 persone preparatissime che non si sono mai stancati di rispondere ai miei messaggi WhatsApp, aiuto, aiuto, e di offrire suggerimenti esperti. I primi 25 anni, 74-99, sono stati documentati nel volume From Sea to Sea, An Illustrated History of the Focolars Federation of Canada, di Monica Stellin. Nella stesura del suo volume, la Stellin non ha solo attinto ai documenti, alle foto e alle illustrazioni che Rino Pellegrina aveva meticolosamente raccolto e organizzato nell'ufficio della Federazione a Toronto per quel periodo, ma ha anche riassunto la storia dei primi arrivi dei friulani in Canada, che fu documentata da vari ricercatori della migrazione, sia italiani che canadesi. Il presente volume, invece, mette in evidenza le attività e gli eventi principali dal 99 ad oggi, compreso l'evento del congresso, 23° congresso. Ci siamo serviti della vasta documentazione contenuta nell'archivio digitale creato nel 2023 e recentemente ampliato. Anche se non tutti i risultati di questa ricerca si potevano includere in questo libro, è certamente un risultato positivo avere tutte le informazioni della storia della Federazione nell'arco di 50 anni documentate per i posteri. I materiali per questo volume sono stati tratti da varie fonti, tra cui la Cisilute, da centinaia di fotografie, dagli archivi della Federazione, dal volume del 25° anniversario, dalle storie orali e dalle testimonianze delle figure chiave e significative che hanno fatto parte della Federazione. Data la grande quantità di materiali, abbiamo dovuto fare una selezione attenta e a tenere presente che questo volume non avrebbe potuto essere completamente esaustivo. Allo stesso tempo abbiamo fatto ogni sforzo per dare spazio a tutti i 16 Focolars Famei Società. Il volume è diviso in 8 capitoli organizzati secondo 3 temi: i momenti salienti della Federazione, i traguardi, le modifiche apportate in virtù delle considerevoli trasformazioni della comunità, le transizioni, e gli sforzi per garantire la salvaguardia della storia della Federazione e avvenire l'eredità.
Capitolo 1 prende in esame la storia della federazione a partire dal 74 con riferimento a From Sea to Sea, per poi procedere documentando come in questi ultimi 25 anni la federazione abbia affrontato una miriade di cambiamenti e ha ottenuto numerosi successi grazie alla resilienza, alla dedizione e al lavoro di squadra dei suoi membri e simpatizzanti. Quindi, come diceva Portin, è sempre un lavoro di squadra, da soli non si va avanti e quindi questo si vede molto chiaramente in questo capitolo. Capitolo 2, visibilità e eredità, si sofferma sull'impegno della federazione per garantire l'accessibilità pubblica e la diffusione del proprio operato. In primo luogo, mediante la creazione e il mantenimento attivo di un sito web ufficiale della federazione, uno strumento accessibile al pubblico che non solo rende disponibili tutti gli eventi attuali, ma offre una varietà di risorse informative, tra cui la storia della federazione, dei suoi Fogolas Famei Società. In secondo luogo, una sintesi del rapporto recentemente sviluppato della federazione con ICAM, che ha menzionato adesso Joe, Italian Canadians Archive Project, che ha agevolato l'associazione dello sviluppo di un archivio storico, un inventario delle sue attività, dei suoi documenti e dei suoi oggetti, con indicazioni dettagliate alla consultazione e all'accesso. Nel capitolo 3 si illustra come la federazione ha aggiornato il proprio statuto per rafforzare le cariche esecutive e garantire la continuità della governance, evitando vuoti di transizione. Si richiama anche la realizzazione del gonfalone, il nuovo emblema della federazione che vuole rendere visibile la federazione come istituzione friulano-canadese. Nel capitolo si descrivono anche i rapporti esistenti con la regione, l'ente e il comune di Udine. Il capitolo 4 Congressi presenta i programmi, i temi, i risultati dei congressi biennali. Il capitolo si sofferma anche sui vincitori del premio Beppo Franzel e del premio Aquilea e comprende un montaggio di foto rappresentative. Il capitolo 5, la Cisilute, mette in luce i punti di forza e i successi di questa straordinaria pubblicazione che negli ultimi 25 anni si è trasformata dall'originario formato giornale in bianco e nero, conosciuto come Sway, a una newsletter stampata su carta patinata e completamente a colori. Tra il 99 e il 2024 la federazione ha pubblicato ben 51 numeri. Il capitolo 6 descrive il modo in cui la federazione e alcuni dei Fogolas Famei Società celebrano e festeggiano la loro friolanità. Puntiamo in particolare sugli eventi intorno alla celebrazione della festa dei Patri del Friuli, vale a dire della fondazione della Patria del Friuli, il 3 aprile 1077. Nel 7 si riassume le attività della federazione a sostegno delle comunità locali attraverso raccolte fondi, premi, concorsi e borse di studio, e comprende un resoconto del lavoro di volontariato che i Fogolas Famei Società hanno intrapreso al servizio delle loro comunità locali. E come ha menzionato Joe, questo momento del 76 è stato un momento molto importante e viene descritto qui con i particolari. La federazione può essere estremamente orgogliosa del suo straordinario lavoro. Con le prossime slide delineerò solo alcuni dei numerosi traguardi o moments. Il gonfalone è stato inaugurato al Fogolas 2002 di Sault Ste. Marie. Allora di nuovo vi faccio vedere dov'è, perché sennò non capiamo le grandi distanze. Sault Ste. Marie
noi ci meravigliamo per esempio a Windsor, la delegazione Roberto Bressan, lui cosa ha fatto per venire a Windsor? Ha attraversato, vedete che c'è il lago, ha attraversato dalla parte, cioè il Superior, come si chiama Rick? Valona? No, Valona. Valona. Insomma, mi dimentico, i nostri 5 grandi laghi. Allora, lui ha attraversato per venire giù e attraversare attraverso gli Stati Uniti per rientrare da Detroit e arrivare a Windsor. Lui, tutta la famiglia col camper van. Cioè lui gira tranquillamente, però ha dovuto attraversare la frontiera per arrivare di nuovo in Canada. Allora, questo simbolo nazionale è il risultato del lavoro dell'allora presidente Paolo Modotti Filippini. Aveva organizzato un concorso artistico vinto da Rino Pellegrina. Dato il suo ruolo nella sua creazione, la Filippini divenne riconosciuta come la madrina del gonfalone. Diversi loghi della federazione si sono evoluti per vari scopi. Quello a sinistra in alto è comunemente usato nella carta intestata e online, invece quello a destra si usa in occasioni celebrative come sui certificati e sulle pergamene. I ciclisti è questo legame creato di cui ha parlato Joe brevemente. L'interesse della federazione a partecipare con un premio dai friulani in Canada per uno dei suoi vincitori della Corsa Rosa risale al 2010, quando l'Ente Friuli nel Mondo inaugurò un monumento all'emigrante a Forcella di Luis, tra Paolaro e Ligosullo, che ovviamente voi conoscete, ma la nostra gente in Canada ho dovuto dare di nuovo riferimenti geografici. Riflettendo su questi sviluppi, Alberto De Rosa della Federazione ebbe l'ispirazione di creare un premio che avrebbe riconosciuto un ciclista che gareggiava in una tappa del Giro e che passava per il Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con il compianto Enzo Cagnero, stimato dirigente sportivo, organizzatore di eventi e leader della comunità, che aveva introdotto le salite dello Zoncolan e del Monte Lussari nel percorso del Giro, la federazione trasformò questo premio da trofeo a targa e il nostro grande targhista è Claudio che se ne occupa. C'è un'altra storia che vi racconterò poi a parte. La Cisilute è molto ricca di contenuti e magistralmente realizzata. Tra i vari contenuti di cui diamo esempio, ci sono diversi esempi nel capitolo. I lettori ricorderanno per esempio la sezione intitolata Da un fogolar a Calaltri. Questo titolo era solito presentare gli eventi recenti, i momenti salienti dei singoli, Fogolars Famiglia e Società. Dal 2011 il titolo venne sostituito con il logo e il nome di ogni Fogolar Famiglia e Società, seguiti da informazioni dettagliate e resoconti approfonditi su eventi stagionali, approfondimenti storici e traguardi e celebrazioni del club, vincitori di premi e borse di studio locali, momenti salienti speciali per i membri e numerose fotografie di supporto. Noi abbiamo cercato di vagliare e dare un assaggio solo, altrimenti questo volume poteva essere dedicato interamente solo alla Cisilute. La federazione, cioè il congresso Fogolars 2022 in Friuli vide la cerimonia di riconsacrazione del totem, un dono che la federazione aveva fatto alla città di Udine nell'81 in vista della celebrazione del suo millenario. Il totem, creato da Dave Nahani, uno scultore delle First Nations della British Columbia, si era deteriorato e mancavano sia la base sia la placca distintiva per identificarlo. Joe si rivolse all'allora sindaco di Udine Pietro Fontanini per ottenere i fondi per intraprendere il restauro, costruire la base e erigere un segno. Il restauro, completato da Francesca Comello e Selene De Ros, ne garantisce la sopravvivenza per altri 40 anni.
ed è una storia molto interessante perché il totem veramente è un segno che dovrebbe degradare. E allora Joe ha dovuto parlare con la famiglia di Nahanni per avere il permesso veramente di restaurarlo, perché altrimenti qui a Udine per esempio ci sarebbe stato sto totem, non si capiva, solo alcune persone avrebbero capito cos'era, e in Canada i totem segnano un momento di passaggio di alcuni decenni, poi rinascono con un altro scultore. Però è un momento importante anche nella storia di come vengono prodotti i totem, che hanno dato il permesso ai friulani di mantenere questo che vada avanti nella storia. La federazione intrattiene 3 importanti rapporti con il Friuli. Il primo, ovviamente, lo dico a voi, ovviamente voi lo sapete, ma per i nostri lettori canadesi non è un fatto molto ben conosciuto, quindi la regione, l'ente e ovviamente noi la riconosciamo come City of Udine, che ovviamente voi riconoscete Comune di Udine. E ovviamente nel volume ci sono le lettere con il saluto di Bourdin, il saluto di Jacob, e al congresso a Windsor ho anche tradotto questo così si poteva capire perché non abbiamo fatto in completa traduzione questo volume perché altrimenti ci volevano tempi molto più lunghi, quindi troverete che l'introduzione invece è tradotta e l'abbiamo lasciato in inglese perché ovviamente i lettori principali sono di lingua inglese. Allora, il rapporto tra Udine, menzionato già poco fa, viene consolidato da 2 eventi storici. Il patto di amicizia del 77, noto anche come accordo Twin City, e la donazione della fontana artigianale in pietra in riconoscimento degli sforzi e del sostegno dimostrato dalla comunità di Windsor per le vittime del terremoto del 76. Questa fontana è stata installata in uno spazio verde inaugurato come Piazza Udine su Riverside Drive West il 12 giugno 1982. E recentemente, non so quanti, per esempio, non so se sia lei Bourdin o anche Jacob, siate stati alla fontana miracolosa che apparentemente durante il congresso gettava acque miracolose a sapore di grappa. A conclusione dell'incontro Foglars 2006 di Ottawa, dal 1 al 4 settembre, la Madotti Philippine, in qualità di segretaria della federazione a nome del Consiglio federale e di Ivano Carniello, in quel periodo presidente della federazione, ha annunciato l'evento epocale. L'accordo fondamentale e unanime che impegnava la federazione e i Foglars canadesi, l'ente e la regione. Contemporaneamente l'assessore Roberto Antonaz, alla presenza dell'allora neoeletto presidente Giorgio Santuz, riportò la sintesi delle risoluzioni finali elaborate e approvate dall'Assemblea Congressuale di Ottawa. Di nuovo ho dovuto spiegare questo perché la maggioranza della comunità non se ne rende conto e ci sono questi 3 punti. Il primo, che la federazione riconosce la regione e l'ente, nonché le province friulane il ruolo di unici interlocutori. La federazione indica un rappresentante e la federazione chiede che sia designato un rappresentante dall'altra parte dalla federazione. Quindi questo momento è avvenuto, c'era una grande richiesta attraverso gli anni e questo momento epocale è avvenuto nel 2006. Sono stati apportati una serie di cambiamenti per migliorare l'efficienza e garantire la continuità della leadership, della responsabilità e della memoria istituzionale. Questi comprendono la carica di Office Manager e di ex-President e riflettono la dedizione esemplare e la professionalità della federazione man mano che è maturata.
Mentre il mondo si digitalizzava, anche la federazione ha tenuto passo con i requisiti della tecnologia informatica. Ora, tramite il suo sito web, è disponibile una grande quantità di informazioni, tra cui la storia della federazione, i profili di ciascuna dei Focolars Famiglie e Società, i link alla regione e all'ente, a risorse storiche, culturali e linguistiche e tutti i 51 numeri della Sisilute disponibili per il download e la stampa. Quindi vi invito anche, se non avete avuto modo ancora di fare questo. A partire dal 2018 l'Associazione Nazionale ICAP, io sono past president di questa associazione e poi mi sono occupata della supervisione di questi progetti di archivio. Nel 2018 ICAP avvia discussioni con la federazione sul tema dell'eredità. Ci si chiede come fare per garantire il contributo degli italo-canadesi in Canada, in questo caso delle attività della Federazione dei Focolars del Canada, per non perderlo. Nell'estate del 2000, cioè l'estate scorsa, in collaborazione con ICAP e sotto la mia supervisione, il giovane archivista e ricercatore Alex Wall completò il progetto di creare l'archivio della federazione. Quest'anno abbiamo aggiunto e perfezionato le informazioni per facilitare la compilazione del presente volume. Le informazioni includono la sintesi per ciascuna delle edizioni della Sisilute, dal numero 58 del 99 al numero 108 di quest'anno, 24, l'elenco di coloro che hanno fatto parte dell'editoria della Sisilute, l'elenco dei delegati delle assemblee annuali, l'elenco del consiglio di amministrazione della federazione, gli statuti della federazione attraverso gli anni e le informazioni sulle borse di studio e sui premi assegnati dai Focolars, gli elenchi dei vincitori del premio Beppo Franzè e premio Aquilea. Quindi molte di queste informazioni hanno trovato spazio nel libro. Ora rimane a voi da scoprire. Abbiamo compiuto ogni sforzo possibile affinché i materiali contenuti pubblicati in questo libro venissero attentamente vagliati, analizzati ed elaborati con la massima cura. Vediamo che ve lo dico in friulano. Oi vin fa tutti i sforzi possibili per assicurarsi che i materiali e i contenuti pubblicati in questi libri fossero esaminati con attenzione, analizzati, trasformati con la massima attenzione. In tutto caso, le imprecisioni e omissioni possono essere scampate da nostra attenzione. Si scusi in tutti per qualsiasi errore. Grazie di cuore per la gentile attenzione. Salute di conclusione al Presidente del Consiglio regionale. Dome per ribadire i ringraziamenti a Gabriella per la pubblicazione, alla Federazione per il lavoro e soprattutto a Luci Furlans perché hanno fatto anche su 50 anni di storia, poi in realtà la storia dell'immigrazione furlana è un lavoro più lungo, però diciamo che quindi essi contenti di che si è arrivato a fare, di che sono arrivati a fare i Furlans. E ringrazio tutto che a voi per dare una mano a tutte queste realtà. Penso alle istituzioni, ai comuni che sono rappresentati, alla Filologica, all'Arlef, all'Ente Fiume del Mondo, le varie organizzazioni, le federazioni produttive, l'Italia, tutto che in qualche modo Andrea la collaborazione con il VIR, grazie a Denzo, insomma, col Fartigianato, tutto che in qualche modo sta sempre vicino ai nostri Furlans, alle nostre realtà in giro per il mondo e continuiamo a fare questo lavoro di squadra. Sempre vicino e continuiamo a essere parte di un'unica grande comunità furlana in giro per il mondo, che è chi mai occupato. Quindi grazie a voi e grazie a tutti che sono intervenuti. Robe finali, se voi ricognosci
specialmente in Canada, dopo sono altre spalte al mondo, con altri sfocolari. Comunque in Canada è venuto delle edilizie che ha fatto Colavini, Ezio Bortolussi, che hanno fatto grattacieli. Ezio Bortolussi ha fatto grattacieli non solamente a Vancouver, ma l'ha fatto in Nord America, grattacieli. Perché è in che con lui sono arrivati a Vancouver, avevi perfino i camion di Ezio Bortolussi che l'avevano in giro con nome dal paese, no? È una roba dell'altro mondo. Dopo Colavini con le storie di New York, che l'ha fatto, insomma, il cimento, no, l'attore veramente, però il cimento è stato fatto. È venuto imprenditori formidabili a Torpalmont, Furlans è venuto anche dentro il governo, è venuto non soltanto che ha lavorato qua come imprenditore, però è venuto anche con Cervieri. Dunque, essendo una piccola provincia, una regione piccola, però è una int favolosa dentro, che sono pronti a fare ogni volta per fastidio. E vintoso anche. Anche tu. Mi dice di Visauska è un ghiringhello, un momento di viali di pozzo. Giusto?